Siamo molto contenti, la Cornice Berlinese è una piattaforma perfetta per promuovere la Sardegna con il suo cinema, con le sue bellezze, ma anche con le sue straordinarie opportunità di progetti. Stiamo lavorando con i partner delle Film Commission e dei fondi regionali, stiamo creando condizioni e crediamo ottimali di coproduzione per alcuni progetti di autori sardi che hanno già avviato la preproduzione delle proprie opere. Stiamo soprattutto celebrando alcuni film che sono qui al mercato in cerca di sales agent e venditori internazionali. Oggi abbiamo presentato Acabadora di Enrico Pau insieme agli colleghi di Rai.com che si stanno occupando della distribuzione insieme alla produttrice irlandese Jane Doolan. È andata molto bene la proiezione anche di Stoffa dei sogni di Cabidu ieri. Il film, come ricorderete, è prodotto da Paco Cinematografica e ora è in distribuzione internazionale. Siamo convinti che tutti gli altri progetti, inclusi i straordinari 40 cortometraggi e serie web del progetto Heroes, daranno i loro risultati anche in termini di vendite. Abbiamo potuto confrontarci ieri con i colleghi delle altre Film Commission europee sui progetti Green e la nostra nuova linea di progetti Green per l'infanzia con i progetti di filmmaking Mia e Pepe stanno funzionando molto bene. Insomma, ancora una volta proponiamo progetti innovativi, crediamo molto che l'unione delle risorse delle diverse istituzioni pubbliche e private in Sardegna stia facendo parlare molto positivamente e la riprova si è avuta con la presenza del nostro grandissimo chef stellato Pezza, che è stato coinvolto e selezionato per la sezione Culinary Cinema ed è uno dei pochi chef stellati presenti con i food truck in un progetto sperimentale che combina la cucina sarda con la cucina siriana presentata dai rifugiati. Ancora una volta combiniamo ricerca, innovazione e soprattutto un forte bisogno di far conoscere la grandissima qualità della vita della nostra isola. È importante perché comunque è un festival che ha un mercato molto vivace, inizia proprio qua, in realtà è il percorso, spero, internazionale di vendite, c'è un venditore estero inglese che ha preso il film e adesso speriamo, insomma, tra i festival e i mercati di riuscire a farlo vedere un po' in giro per il mondo. È un biglietto da visita importante, bisognerebbe proprio sedersi e riflettere perché è un biglietto che potrebbe toccare tantissimi aspetti della Sardegna, da quelli diciamo più prettamente, come dire, tra virgolette turistici, ma soprattutto a quelli culturali, avere l'orgoglio di portare in giro a testa alta la propria cultura, ma soprattutto è un veicolo anche per i nostri prodotti, per quello che siamo, insomma non si può prescindere in questi anni, nel 2016 non si può prescindere da essere rappresentati attraverso le immagini. È un po' come il vino, più abbiamo prodotti differenti, vini differenti ma di buona qualità, più riusciamo a metterli sotto uno stesso marchio Sardegna, a farli andare in giro per il mondo, più siamo ricchi. Sarebbe più povero se avessimo solo un tipo di vino, per cui è bello che ci siano anche tutte queste differenze, insomma. Il film per me è un omaggio a quel mondo, a quel modo di fare teatro, a quel modo di arrangiarsi, diciamo, italiano in generale, cioè quella capacità di fare spettacolo, quella capacità di dare un'emozione a un pubblico, che è l'essenza profonda, diciamo, del gesto teatrale. Quindi è un omaggio un po' a quel mondo. Per fortuna molti attori hanno risposto in maniera entusiasta, sono contento proprio di tutti gli aspetti che hanno portato ad essere questo film un po' anomalo rispetto alla produzione italiana, perché poi Shakespeare era un autore popolare come lo era Edoardo, un autore popolare, ma è una popolarità che si basa anche molto su una profondità, una cultura, una capacità di entrare dentro il testo. In questo caso c'è anche un discorso sulla lingua, cioè la lingua per recitare, la lingua per in qualche modo essere comunque dentro la materia, dentro la recitazione, per cui mi sembra che la lingua sia un elemento importante sia nel teatro sia per rappresentarsi, insomma per rappresentare un mondo. Per me essere qua oggi è molto importante perché mi trovo nell'altra isola che è Berlino, da cui vivo da 28 anni, però non mi dimentico e in ogni caso continuo ad essere
una sarda emigrata qua per fare il mio mondo e per cercare di continuare a fare film che raccontano la gente. Essere oggi qua è stato anche molto importante perché ho visto un film fantastico sulla mia isola e sulla gente, su tutte le persone, ed è però un film universale. Questo per me è stato veramente un grande regalo oggi. Secondo me è importantissimo per fare cinema proprio andare nelle periferie. Il centro dove poi è dopo dove si racconta o dove si possono presentare le periferie che se no nessuno di noi vedrebbe mai. Dopo 22 anni io sono andata via dalla Sardegna nell'87, ho studiato qua a Berlino e come film finale ho girato naturalmente un film in Sardegna, ritornando nella mia isola, e proprio in questi giorni il film viene restaurato dalla Cinemateca qua a Berlino ed è stato interessantissimo rivedere questo lavoro e vedere anche come con grande dolore ho lasciato la mia isola. E mi rendo conto però che il racconto, come ho cercato di raccontare, dire ciao alla mia isola con il mio film, continua ad essere un messaggio d'amore anche nei confronti della mia isola. Bello, vorrei parlarne con lui molto, mi sono anche commossa, mi è piaciuto perché è stata un sogno nella piccola isola dove si è permesso di fare tutto. Non ci sono differenze, è tutto difficile, lo sai, è competitivo, è difficile avere belle idee, è difficile lavorarci, però è sempre bello, ci piace, quindi continuiamo. I'm so happy that we did it. I mean, it was lovely. We need more time, of course, for this, but I think it was a great situation, great chance to exchange all our experiences, and the sustainability in Sirius was a great subject, and I hope we go on, we continue, and yeah, let's see again, maybe in Cannes, I think, for the next time. Thank you. Sono Alessandro Bonifazzi, il producer della Blue Film, e siamo qui alla Berlinale per la convention del Green Cinema con Nerina, la direttrice della Fondazione Sardegna Film Commission. Ho presentato il protocollo Blue Film che adottiamo sempre durante le produzioni cinematografiche, questo Green Protocol che utilizziamo dal 2012 in poi. Il primo è stato su On the Vulcan, sul vulcano, il film di Gianfranco Pannone, e abbiamo adottato anche il protocollo durante le riprese delle web series in Sardegna, Taspanti, e del cortometraggio River Eolica di Luciano Burrelli. Il protocollo sono la riduzione naturalmente dell'emissione dei gas da parte sia delle persone che anche dei mezzi che utilizziamo. Delle persone attraverso anche il semplice uso non di bottiglie di plastica, l'uso del mangiare a chilometro zero, quindi riuscire a trovare da parte della produzione dei catering e anche dei ristoranti vicini al set. L'altra cosa molto importante è riuscire a ridurre il gas che un film emette attraverso l'utilizzo di mezzi ecologici. Quindi noi abbiamo utilizzato per esempio un truck, diciamo un mezzo dove abbiamo messo tutte quante le persone, quindi un unico mezzo per la troupe dove è possibile. Non abbiamo utilizzato il cinemobile, ma ci siamo collegati alla rete locale dell'energia elettrica. In questo senso abbiamo abbassato il più possibile, abbiamo cercato di ridurre il più possibile la parte di gas. Altra cosa importante, abbiamo utilizzato degli iPad per il set senza spreco di carta, quindi per l'ordine del giorno, per la sceneggiatura. Abbiamo utilizzato, la troupe aveva gli ordini del giorno attraverso mail e quindi iPad. Questo significa ridurre in qualche modo l'impatto che abbiamo noi come cinema, quindi come carrozzone tra virgolette che utilizziamo all'interno di una città, di una location, attraverso delle politiche sostenibili, non solo, anche facendo e soprattutto il riciclo delle scenografie. Questo è molto importante. La Berlinale per illustrare la parte che la Blue Film ha fatto in Italia.
Sono Luca Ferrario, lavoro per la Film Commission del Trentino ormai da anni, ma anche quest'anno siamo a Berlino perché Berlino è una tappa fondamentale delle relazioni, del networking che va fatto con i produttori sia italiani, che sono comunque quasi tutti qua, sia stranieri, perché ovviamente qua c'è il meglio dell'industria mondiale fondamentalmente. Oggi è un'altra giornata ricca, frenetica, di incontri, di persone. C'è stato poi in particolar modo, diciamo, l'argomento della giornata era un po' la tematica green. C'è stato questo focus europeo sulle principali buone pratiche legate alla sostenibilità nel campo delle riprese cinematografiche. Abbiamo seguito appunto le attività degli altri europei, anche noi in Trentino stiamo facendo delle attività che servano a facilitare i produttori in modo che possano lavorare in modo sempre più sostenibile. Abbiamo anche imparato alcune cose che fanno gli europei, che spesso su queste tematiche sono un po' più avanti, un po' più evoluti. E niente, ci sono anche parecchie proiezioni che non so se riusciremo a vedere, ma ci prepariamo a un'altra giornata di grande caos e si spera anche grande concretezza. Per la nostra società, che è una piccola società sarda, Ombre Rosse Film Production, è importante il Festival di Berlino e così tutti i festival principali, ma quello di Berlino in particolare perché stiamo sviluppando 2 progetti di lingua tedesca, di lingua misto italiano-tedesco, uno da girare a Bolzano con il regista Giovanni Aloi. Il titolo provvisorio è Tensione superficiale, in collaborazione con BLS, quindi la Film Commission di Bolzano, e un altro che è un italo-tedesco da girare tra la Sardegna e la Germania, per cui l'occasione del Festival di Berlino è un'occasione importante per incontrare i nostri coproduttori, per lavorare assieme alle strategie di sviluppo e iniziare a discutere con i distributori dei paesi coinvolti. Il mercato in realtà è la parte più importante del festival, per noi è la parte principale perché non abbiamo in realtà tempo di andare a vedere i film in concorso, ma ci serve come scouting dei nuovi registi e come opportunità di trovare nella stessa location i produttori di tutto il mondo. Salve, sono Marco Amenta, regista della Sicilia Ribelle e altri documentari e film sulla Sicilia, e questa volta stiamo sviluppando un bellissimo progetto in Sardegna. Siamo nella prima fase di sviluppo su questa storia epica e incredibile di questo pastore anziano che decide di mettersi contro un mega resort che vogliono costruire sul sentiero dove lui da decenni porta le sue pecore. È un progetto molto bello perché racconta come questo pastore vive la vita in contatto con la natura, in un posto pazzesco, la Sardegna, col mare, e quindi è un po' in linea con slow food, con la voglia di natura e di ritorno alle origini che c'è in questo periodo, contro la cementificazione, contro lo sfruttamento sbagliato delle coste e contro il turismo di massa. Insomma, sarà un grande progetto e spero di venire presto in Sardegna per girarlo. Il titolo si chiama Il sentiero di Elias, che è ispirato a una storia vera. Siamo qui dopo aver avuto questo bando allo sviluppo dalla Film Commission della Regione Sardegna, e già stiamo cominciando a parlare del progetto sul mercato internazionale. È importante perché è uno dei mercati più importanti del mondo insieme a Cannes, e già abbiamo avuto incontri interessanti, la gente è molto sensibile e appena abbiamo raccontato il tema, il soggetto, sono subito stati sensibili a questa storia che è molto locale ma è allo stesso tempo universale, e quindi già abbiamo parlato con distributori internazionali, dei coproduttori francesi che sono interessati a portare avanti il progetto. Sono Massimo Casula della Zena Film, sono venuto qui al Festival di Berlino in cerca di coproduzioni e distribuzioni per i prossimi lavori che abbiamo in corso. È importante perché ci sono innanzitutto i più grandi distributori, i più grandi produttori al mondo. Berlino, come Cannes, è uno degli unici mercati in Europa in cui si può
contattare un determinato tipo di broadcaster o distributori. Abbiamo un progetto di lungometraggio sul Conte Ugolino, un biopic per la regia di Emanuele Trullu, è una serie animata ideata e disegnata da Beppi Vigna che parla sulle figure femminili più importanti del Mediterraneo durante la storia. Sicuramente stiamo cercando una coproduzione sia con la Repubblica Ceca che con l'Ungheria. Speriamo, insomma, pare che abbiamo trovato dei buoni accordi qua, e poi qualche altro contatto con qualche produttore italiano non è andato male. È un inno alla Sardegna, ovviamente un inno cioè prendiamo anche in giro tutti i sardi, perché è un film comico da ridere. Penso che sarà una cosa che piacerà molto giù da voi e spero anche altrove, perché è un umorismo molto raffinato e molto raro nella cinematografia italiana, quella di Paolo. È importante perché è chiaro che oggi il cinema, io tra l'altro non ho mai fatto di film che non fossero delle coproduzioni, perché non ho mai pensato che il mercato interno potesse essere sufficiente per poter ripagare l'investimento, e poi perché automaticamente avendo delle coproduzioni fai sì che il film che stai facendo diventi un film internazionale, cioè visto in tanti altri paesi, quindi non rimane nel solo paese d'origine. Questo poi nel caso specifico della Sardegna vale 3 volte tanto, perché si fa anche uno spot dell'isola in qualche modo, no? Sta succedendo tantissimo. Quello che io consiglierei se si può fare agli amministratori sardi, di creare una struttura sufficiente autonoma in Sardegna, in modo che venendo, come voi dite, dal continente non ci troviamo a essere penalizzati con il costo per portare i macchinari, portare i tecnici, se noi trovassimo in Sardegna, come in altre regioni d'Italia si è fatto, vedi la Puglia, già una base di materiale, di lavoro fatto precedentemente con lavori di formazione allora la Sardegna diventerebbe 50 volte più redditizia, si farebbero 50 volte più film là-bas. Se tu fai conto, se fosse studiato quello che è stato l'incremento per esempio in Puglia o in Piemonte dei film girati lì, quando è nata un sistema organizzativo d'accoglimento serio, non c'è paragone. L'anno scorso in Puglia hanno fatto 42 film tra cinema e audiovisivo. Ma perché? Perché hanno trovato che c'è un cineporto dove hai le macchine da presa, dove c'è le logistiche. Tra l'altro io ho contribuito a fargli creare una serie formative di professionisti, e ormai è gente che oltretutto vince i Davide Donatello e lavora in tutto il territorio nazionale, non solo in quello locale, ma quando vai lì tu trovi delle persone affidabili, e questo è importantissimo. E la Sardegna ha tutto per avere questo, tutto, perché è talmente bella, talmente attrattiva da un punto di vista estetico, chiamiamolo così, che si butterebbero a pesce. Sono Giovanni Pompili, ho una società di produzione che si chiama Chino Produzioni, e sviluppiamo progetti a livello internazionale. E qui a Berlino siamo tra gli altri progetti con una coproduzione con l'Argentina, un progetto che racconta la vita dei centenari, di persone che vivono più di 100 anni. E tra il Costa Rica, Okinawa in Giappone e ovviamente la Sardegna, insieme al regista argentino Victor Cruz racconteremo la vita quotidiana di persone che vivono 100 anni. La cosa interessante e la cosa assolutamente empatica è che vediamo persone di 100 anni che vivono dinamiche, le nostre stesse dinamiche, però con qualche anno in più, e quindi abbiamo il signore di 92 anni che si innamora della vedova recente di 89 e non sa come corteggiarla perché sono 70 anni che non corteggia una donna, oppure abbiamo Pancita, una madre di 104 anni che tutti i giorni viene visitata dal figlio, da Pablo, di 88 anni, e puntualmente dopo mezz'ora la madre incomincia a rimproverare il figlio. E vediamo queste comunità in cui 6 generazioni, 7 generazioni convivono insieme, e allora una riflessione può essere che la lunga vita arriva per la qualità delle relazioni, non soltanto per la qualità dell'ambiente che respiriamo.